L'Acragas è tornata al lavoro. Di Napoli, dopo le parole grosse volate nel post gara giocato sabato, oggi si è ancora intrattenuto con i giocatori. Il tecnico pretende una reazione dopo il brutto KO subito nel derby contro il Sicula Leonzio dell'ex Pino Rigoli. 2-0 il risultato finale. L'allenatore a caldo ha invocato un bagno di umiltà e un immediato sussulto di orgoglio e concentrazione in vista della prossima sfida, quella contro il Trapani. Ma per il match di sabato di Napoli avrà una formazione rimaneggiata. Mancheranno per squalifica Salvemini, Sepe e Vicent. E nel basket a bocca asciutta anche la Fortitudo Moncada, ma la squadra agrigentina è tornata a testa alta dalla trasferta contro la capolista Casale Monferrato, che ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per aggiudicarsi la vittoria arrivata sul filo di lana. Per 20 minuti abbiamo combattuto ad armi pari contro quella che ad oggi è la squadra migliore del campionato. Siamo arrivati ad un tiro dal potenziale pareggio vittoria. Questo mi fa piacere, sono le parole del coach Franco Ciani, che poi ha aggiunto: abbiamo segnato alla migliore difesa del campionato 79 punti. Purtroppo la svolta della partita si è avuta quando ad ogni nostro piccolo ritardo Casale ci ha puniti con delle bombe da 3 punti. Forse un po' di errore in meno in quel momento, lì potevano darci un finale diverso, come quello nell'impegno precedente, quando la Fortitudo ha violato il parquet del quotato Tortona.